Bene, benvenuti alla nuova puntata di Tango dall'Auditorio d'Hotel Continental di San Donà di Piave. Oggi parliamo di sanità. È un argomento molto importante, è sempre d'attualità da mesi, e quindi oggi noi lo presentiamo perché la gente vuole avere determinate informazioni. Noi parleremo delle liste di attesa, se è un problema vero o un problema falso. Se ne parla da tempo. È la domanda che crea l'offerta che crea la domanda, brutti termini domanda e offerta, però sono problemi che la gente sente molto. Oggi ne parleremo con gli ospiti legati sotto vari aspetti a questo tipo di problema. Incominciando dalla mia destra, avete una persona che già avete conosciuto su altre puntate di Tango, il signor Basso, che è presidente del Tribunale dell'Ammalato. Brutto termine, Tribunale dell'Ammalato, ma è un termine che poi possiamo spiegare a degli altri significati. Andiamo invece alla mia sinistra, abbiamo il consigliere regionale Stival, che si è sempre occupato di questo tipo di problemi. Alla mia destra abbiamo il dottor Tallon, che è medico ben noto, però qui abbiamo scelto lui anche perché ha ricoperto una carica istituzionale, è stato sindaco fino, credo 2 anni fa, 2009. E quindi è in doppia veste. E alla mia sinistra un gradito ritorno, la dottoressa Francesca Zottis, che è coordinatrice del PD, l'abbiamo apprezzata per la sua verve, ma deve essere anche a contrapposizione da evidentemente esponente della maggioranza e esponente della minoranza. Discuteremo quindi con gli ospiti questo tipo di problema. Iniziamo in una maniera un po' diversa dal solito. Ieri abbiamo raccolto tra la gente alcune opinioni, alcune domande, forse lamentele, dico forse perché io non ho visto questo filmato, lo guardo per la prima volta anch'io. Vediamo se da queste interviste possiamo prendere spunto per parlare con i nostri ospiti. Ha prenotato visita specialistica, signora? Sì. Quanto tempo ci è voluto per avere l'appuntamento? 1 mese. Ma direi che non serve sentire pareri, penso che siamo a livelli scadenti, direi. Cioè dobbiamo aspettare. Cioè... Se paghi tutto va bene. Assolutamente non sono soddisfatto, perché i incarcerati sono trattati meglio che noi cittadini che paghiamo le tasse. Sento la gente che si lamenta, che devono aspettare 8, 10, 12 mesi. E cosa serve allora la sanità? Se non mi dà questa soddisfazione, cosa serve? È vero o no? Devo sempre pagare? Devo sempre avere il dio denaro per pagare? No, per me sarebbe anche troppo lunghi. Adesso per averla subito ho dovuto pagarla, ecco. Tanto per essere sincera, subito. Posso essere indiscreta, che tipo di visita? Una visita, un'ecografia alla spalla sinistra che ha dolori verso il cuore e dappertutto, ecco. Ora un'ecografia si va a giugno, luglio. So che prima prenotare prima, per fine giugno. Tempi lunghi? Tempi alcuni un po' lo danno lontano, alcuni molto breve, però per mia moglie io ho trovato bene, io ho orgoglio di infermiera, dottore, sempre disponibile comunque. Tempi di attesa per le visite specialistiche o per esami? Ovviamente che non siano a pagamento. Per esami io trovo che la TAC è lunghissima. Ci sono vari esami che veramente sono lunghi come tempi di attesa, altri che invece sono tollerabili. Sono lunghi, se si va con la ricetta, se si va a pagamento diventano improvvisamente brevi. Questo è, ma chiunque glielo può dire, insomma, è così, soprattutto che so, mammografie, sì, e si va nell'ordine di 8-9 mesi. Ho dovuto aspettare 6 mesi, cioè prenotata a ottobre e me l'hanno data per marzo, 23 marzo. E quindi? Quindi praticamente sono andata a pagamento, avendo urgenza di doverla fare, cioè non posso aspettare tempi di attesa del genere. E io pago! Dico la verità che non mi aspettavo risposte tanto diverse, perché in fin dei conti, parlando io spesso in vari posti da anni, sono, diciamo tra virgolette, lamentele che sento spesso. In modo particolare il leitmotiv è stato quello, la differenza tra una prestazione offerta dal sistema sanitario nazionale
con la cosiddetta impegnativa pagando il ticket e la prestazione a pagamento. Cioè quello che risulta molto chiaro, ma ripeto l'ho sempre visto anch'io, la gente dice se io vengo con l'impegnativa, e lì apriremo poi un percorso dopo per vedere come riuscire a ottenere determinati esami secondo la gravità o secondo l'urgenza, ci sono determinate attese che a volte sono effettivamente molto lunghe, mentre invece se pago subito. Prima di passare agli ospiti devo fare una considerazione che la faccio sempre quando parlo in conferenze col pubblico. La gente non tiene conto di una cosa, lo dico come medico, che quante sono le persone che chiedono un appuntamento per una visita, una prestazione pagando? Sono molto poche, relativamente poche, per cui è chiaro che se un medico, uno specialista, un tecnico che fa un esame e lo fa fuori l'orario di servizio, evidentemente risolve subito il problema, perché poche sono le persone che si rivolgono pagando, e quindi è chiaro che l'attesa è relativa. È come se uno andasse a prendere un autobus, l'autobus per quel servizio è pieno, c'è l'attesa, se prende il taxi lo trova subito ed è vuoto. E questa è una mia considerazione che faccio sempre. In ogni modo, proviamo a vedere, partendo prima dal Tribunale del Malato, che commenti può fare lei su quello che hanno dichiarato, dopo vedremo le vari passi, ma su quello che ha sentito adesso dai pazienti. Che il problema delle liste d'attesa è un problema reale, è la prima constatazione, perché il 70% degli italiani lo percepisce come il problema dei problemi della sanità. Io mi do la seguente risposta. Il percorso del potenziale utente del Servizio Sanitario Nazionale inizia dal momento in cui va dal suo medico di famiglia, che è il presidio territoriale. Certo. Quando il suo medico di famiglia gli prescrive una visita specialistica o un approfondimento diagnostico, è chiaro che questo si preoccupa della propria salute. Ecco, faccio una precisazione perché è bene sapere questo. Ha specificato giustamente, dovrebbe iniziare sempre dal medico di famiglia. Non parliamo di quei pazienti che dicono vado a fare un esame di mia sponte, vado a fare una visita specialistica, quello è un altro tragitto. Ha precisato bene il signor Basso. Allora, a questo punto il paziente è preoccupato per la sua salute, che è il problema dei problemi, perché inerisce al suo stato di salute e desidera avere i riscontri diagnostici nel più breve tempo possibile. E questo mi pare assolutamente ragionevole. Dopodiché si creano dei problemi, no? Voglio subito puntualizzare che quello che è importante e che va valutato attentamente è la percezione che la generalità dell'utenza o la grande maggioranza dell'utenza ha del problema. E non c'è dubbio che laddove gli intervistati dicono di essere insoddisfatti dei lunghi tempi d'attesa a fronte invece di tempi rapidissimi per coloro i quali possono pagare, si fa riferimento ad una percezione che è diventata senso comune e che è molto offensiva nei confronti della generalità, perché come diceva uno degli intervistati, il sistema sanitario nazionale è finanziato con le tasse dei contribuenti e come tale è un servizio pubblico che deve dare risposta alla generalità dei cittadini. Ecco, è finanziato col servizio pubblico, certamente con le tasse, però dobbiamo anche dire che la persona paga un ticket che a volte corrisponde a tutta la prestazione. Io non so quanti sanno che quando uno va a fare una visita specialistica, può essere anche da me come chirurgia, paga un ticket di 19 euro. Bene, quello è la cifra che l'ULSS dà e che quindi paga il cittadino, non viene dato alla struttura o al medico un rimborso diverso. Quindi il paziente, quello che viene pagato il ticket non è un vero ticket, paga esattamente tutta la prestazione. Certo, il cittadino ritiene comunque di aver
necessità e bisogno di avere la prestazione in tempi rapidi, e questo è un dato di fatto. Ora, io, per la mia esperienza come Presidente del Tribunale del Malato, preciso che noi siamo un'associazione di volontariato e quindi un organo non giurisdizionale, una specie di difensore civico di un diritto generale e diffuso che è quello del cittadino ad avere le prestazioni in tempi ragionevoli. Nel 2007 l'allora assessore Tosi ha provveduto con una delibera famosa, la numero 600, a dare attuazione a una previsione governativa che stabiliva una serie di cose e anche dava un modesto finanziamento. Allora, si sono stabilite delle priorità nell'esecuzione delle prestazioni attraverso quella che si chiama, con una brutta parola, prioritizzazione. Allora, le priorità sono le seguenti: la U, no? Che è urgente e in genere si accede attraverso il pronto soccorso. Poi c'è un'altra priorità, scusate ma io non le ricordo a memoria, che è la B, breve, 10 giorni. Poi ce n'è una differibile che si divide, che è la D, e si divide in 30 e 60 giorni, a seconda che sia diagnostica o cura o visita specialistica. E poi c'è la programmata o programmabile, e qua sono 180 giorni. Certo. Per la mia esperienza, ripeto, l'utente trova questo tempo di 180 giorni, lo trova veramente eccessivo, no? Nel senso che o il suo medico di famiglia è in grado di convincerlo che il problema che si è manifestato all'evidenza non ha e non può avere delle implicazioni che pregiudichino il suo stato di salute, oppure se la persona è ansiosa e trattandosi della sua salute in genere è un'evenienza che si verifica nella maggioranza dei casi, suppongo, questo inizia a chiedersi come può affrontare la situazione. Questo è vero, però guardi, io faccio il medico, il mio lavoro è il medico. Io prestazioni con i 180 giorni non ne ho mai viste. Diciamo che la maggioranza, per motivi vari, poi sentiremo dal dottor Tallon, viene messa sul B e porta il paziente a Roma, ma spesso si fa per accontentare un po' il paziente, magari non c'è quell'urgenza di 10 giorni, ma lo si mette in questa maniera. Ecco, quindi si tratta che il medico deve mettere una classe di priorità consona, e credo, riferendomi a quello che ha detto lui, il paziente ha un'aspettativa, sì, beh, l'aspettativa deve essere razionata col medico, quindi è il medico che dovrebbe sia giustificare ma anche spiegare al paziente, cioè quando da me viene uno deve operarsi un intervento varice, che diciamo che è una sciocchezza se non ha problemi particolari, dico guardi è una varice, chiaramente ci sono persone che hanno la precedenza. Tu però come medico, come hai seguito queste interviste? Beh, diciamo che i commenti che abbiamo sentito in queste interviste li vivo tutti i giorni come medico da anni. Non passa giorno che un paziente non mi faccia i commenti che abbiamo appena sentito. Ed effettivamente diciamo che è antipatico per un paziente quando va lì con l'impegnativa del medico di famiglia e si sente dire questo esame, questa visita ce l'ha fra 6 mesi, però a pagamento ce l'ha domani mattina. Questa è una situazione evidentemente antipatica. Dobbiamo però tenere presente che le prestazioni a pagamento vengono fatte dai medici fuori dal loro orario di servizio. E se noi le abolissimo, cosa succede? Succede che coloro che per loro fortuna hanno la possibilità di andare a pagamento andrebbero ad intasare il servizio concesso con la mutua, per cui avremo dei tempi di attesa ancora maggiori per quanto riguarda appunto queste liste. O andrebbero in ambulatori del tutto privati in altre zone. Esatto.